Ciao ragazzi, siamo qua in provincia di Venezia, noi Real Ghost Venice, Ciao ciao. Ciao a tutti. e stasera faremo un'indagine che si prospetta molto succulenta, diciamo, ancora tutti gli avvenimenti che ci hanno raccontato i proprietari del luogo dove stiamo per andare. È un'indagine in un'abitazione privata, ci hanno raccontato delle belle storie di cosa succedeva in questa casa, 3 fratelli, ricordatevi, e Sabina vi voleva ricordare una cosa molto importante, Sì, birichini. iscrivervi al canale, mi raccomando, mettete un like se poi vi piace il video e ovviamente commentate e attivate anche la campanella per ricevere notifiche dei prossimi video. Buona visione e andiamo a fare l'indagine. Ciao a tutti. Ciao! Ciao ciao! Oggi facciamo un'indagine in una casa privata. Per motivi di privacy i proprietari non vogliono essere ripresi e tantomeno essere presenti durante l'indagine. Qui ci hanno raccontato che innanzitutto siamo in provincia di Venezia, sulla riviera del Brenta, casa antica del 700 circa, così ci raccontavano i proprietari, e la famiglia è composta da padre, madre e 3 fratelli. I 3 fratelli è un po' il fulcro di quello che succede in questa casa. Sia il fratello più piccolo sentiva questa cadenza aprire, questo rumore così. Poi vedrete di là, cioè il soggiorno, si sentiva lo strascinio delle sedie, che è un legno pesante, un legno massello, quindi fanno molto rumore quando vengono trascinate. Il fratello medio, diciamo di età, una notte, poi vi faremo vedere, ha parcheggiato qui fuori, che c'è uno spiazzo perché a fianco la casa è abbandonata. Scendendo dalla macchina sente una bambina piangere, lui ha preso paura, è corso, è rientrato in casa. Dopo un lasso di tempo non ben definito, lui un sabato pomeriggio va a dormire al piano superiore e si sveglia vedendo una bambina davanti vicino alla TV, e con i sbuffi come gli abiti del 700. Lui si è svegliato così appunto all'improvviso, ha visto questa immagine, si è seduto sul letto perché stava dormendo e gli chiedeva se volesse qualcosa, se aveva bisogno di qualcosa. Questa bambina ha iniziato a fluttuare perché lui diceva di non vedere le gambe, praticamente la parte finale era evanescente e non si vedeva. La bambina ha iniziato a camminare verso di lui in quel momento ha sbarrato gli occhi perché ha preso paura, ha detto che ha sentito un freddo tremendo dappertutto, su tutto il corpo. La bambina, come se si accorgesse che il ragazzo aveva paura, si è fermata, è indietreggiata sempre fluttuando ed è svanita nel nulla. La sorella maggiore dormiva nella stanza che adesso è il soggiorno. Lei diceva che una notte, a parte anche lei appunto sentire le credenze che si apriva, una notte in dormiveglia si è svegliata di colpo perché ha sentito 2 voci di 2 persone, dice 2 uomini distinti, in un angolo della stanza dove sentiva che parlavano tra di loro in sostanza, e uno diceva all'altro non parlare a voce alta perché si sta svegliando. Lei si è svegliata, ha preso paura e loro sono svaniti. I genitori di questi fratelli ci hanno raccontato che loro non sentono assolutamente nulla. Il padre a queste cose non crede, la madre ci crede però allo stesso tempo ha paura, quindi quando sente qualche rumore vuole trovare la parte non paranormale, quindi può essere un rumore ambientale, un scricchiolio del pavimento. E un'altra cosa ci aveva raccontato, lo dico molto breve, il fratello più piccolo, una sera
d'inverno, circa autunno più che inverno, era seduto in soggiorno, in casa non c'era nessuno, ha sentito dei passi al piano superiore, camminare, andare verso la scala, e il particolare di queste case qui è che sia il soffitto e quindi il pavimento sopra sono fatti di legno, come una volta, praticamente non è il parquet, sono proprio dei tavolozzi di legno, quindi quando qualcuno cammina vibra tutto, e di là, oltre a sentire camminare, sentiva anche il proprio lampadario che si muoveva. Ha preso paura, è uscito e è andato via. Questo è un po' quello che ci hanno raccontato, ci hanno chiamato, dietro la videocamera c'è la Sabina e la Chiara. Ciao a tutti. Ciao. E siamo venuti qui a indagare cosa ci possa essere in questa casa, se c'è qualche entità oppure no. I fratelli non abitano più qui, quindi ci abita solo il papà e la mamma. Vi volevo far vedere una cosa, probabilmente non so se avete notato, ma stavo giocherellando con questa nuova apparecchiatura. Vogliamo fare una prova, è un esperimento, vogliamo fare in questa casa perché probabilmente qualcosa c'è, e quindi vedere cosa. Questo è un analizzatore di spettro, non spettro inteso fantasmi o cose, analizzatore di spettro di frequenza. Ci siamo fatti un'idea, magari sbagliata, però vogliamo testarla qui, del tipo: se un'entità si avvicina a uno strumento, lo strumento stesso la rileva, perché rileva un campo elettromagnetico, una frequenza. Allora noi abbiamo pensato, se effettivamente è così, adesso ve lo faccio vedere acceso un attimo molto velocemente. Questa è un'antenna, lui riceve solamente frequenze da 0 a 350 MHz. Quello che vedete qui, adesso in piccolino, poi si può anche zoomare, è la frequenza dell'FM. Quindi noi cosa crediamo? Che se un'entità interagisce con uno strumento, alteri un po' il campo elettromagnetico e la frequenza stessa. Quindi lui, analizzando solamente lo spettro, si dovrebbe, se sta reagendo con uno strumento che può essere il K2 o il MEL, si dovrebbe vedere un picco maggiore. Quindi anche in questo caso può dare la conferma che effettivamente c'è qualcosa, un'entità o comunque un qualcosa che ha cambiato il campo elettromagnetico e la frequenza. Vediamo se questa nostra convinzione è valida oppure no. E un'altra cosa, parlando anche con la Sabina e con la Chiara, perché ci sono persone che magari percepiscono di più bambini piuttosto che donne e uomini. Anche lì c'è infatti una domanda: ma effettivamente si sente perché ognuno vibra in maniera diversa, quindi va in risonanza con quell'entità lì, con quella frequenza, e potrebbe essere quindi frequenze diverse. Con questo qui non è uno strumento professionale, perché se andiamo a strumenti professionali costano intorno ai 5, 6, 8 mila euro. Però se effettivamente potrebbe essere così, magari, dico una cavolata, un bambino vibra una frequenza molto più alta, quindi in questo campo qui, o una frequenza più bassa, io faccio un esempio, in questa parte qui dello spettro si dovrebbe vedere un picco di frequenza, quindi c'è l'interazione dell'entità. Faremo questo esperimento durante l'indagine. Venite con noi. Prima, finché Dario parlava là sulla sedia, e alla mia destra, quindi alla sua sinistra, mi sembrava ci fosse come una figura leggermente ricurva su di lui, però non lo so. Una cosa che ci aveva detto, che non ho detto durante l'intro, che il fratello minore, di sopra ci sono 2 sedie, aveva visto una persona con la gobba, diciamo un'ombra con la gobba, che passava da una sedia all'altra. Qualcosa si sta cambiando lì. Quindi è vero, madonna che brividi, è vero quello che ha detto la Chiara? Metti il capo perché c'è lì vicino. Io andrei cauta un attimo con quella lucetta perché può essere il caldo. Esatto, perché lui si sta ambientando adesso che è stato acceso e la luce rossa indica il calore. È vero anche che inizia a suonare non quando si alza di poco, quando si alza in maniera... Parecchio. Sì. Sì, però, per carità, concordo con te quello che stai dicendo. Il problema è che è da un po' che è acceso. Ecco.
Però prima, scusa l'interruzione, non so se fosse magari il fatto che avevi una luce puntata che magari faceva un Può essere un'ombra dietro, certo. Però non lo so, Tutto può essere. mettiamo sempre in dubbio. Se sei qui con noi, puoi avvicinarti allo strumento sul tavolo? Per favore. Chiara al T2, prova a girarlo per piacere. No, ma cade. Lì ha cambiato però. In che senso? È nella parte di 350 MHz. Prima non era così, era No. piatto. Quindi dici che ti dimostra che c'è qualcosa? Ma diciamo che c'è un disturbo molto verso la fine della scala. Questo magari... Ma ti sorfalla anche? Cioè ti fa la lucetta? Quello lì perché è acceso. No, questo non ha niente a che fare con... è proprio un analizzatore di spettro. Lo proviamo a resettare un attimo. Adesso vedete qui c'è una schermata, non so se la vedete, sì, si vede, dove ingresso in basso, ingresso in alto, come in alta e bassa frequenza. Questo è uno switch dove può generare un'onda sinusoidale oppure un'onda quadra. Questo serve per calibrare l'onda quadra. Noi lo mettiamo in ingresso in low, quindi infatti c'è l'antennina collegata alla parte bassa, quindi lui riceve, eccola qua, sta azzerando, e adesso c'è il grafico. Questo è un grafico abbastanza standard, diciamo che dove c'è scritto E1, cioè 1, il marker lì, quella è la parte dell'FM. Qui sta leggendo la parte alta dello spettro, 350 MHz, è quello lì le sta andando. Di solito quella parte lì non c'è. Può essere qualche segnale radio, per carità, però adesso gli strumenti lì non stanno rilevando nulla. Infatti, Sì, specifichiamo che la corrente è spenta la completamente. corrente è spenta, abbiamo tolto direttamente, vi faccio vedere anche, sono Ha stato suonato. io, sì, ma sono stato io, Ah, perché hai fatto... Sì, ok. non c'è, non si accende nulla, quindi la corrente è completa, la casa è completamente assente, non c'è corrente. Sei qui con noi? Avvicinati agli strumenti. Le varie storie che ci hanno raccontato oggi corrispondono a verità o qui non è mai successo nulla? Quindi la credenza che si apre, che fa quel rumore, le sedie del soggiorno che si spostano, la bambina che ha visto il fratello mezzano, come si dice? Sì, il Di fratello... mezzo. Di mezzo. C'è qualcuno che ci può confermare? C'è la bambina qui? La temperatura sta... Adesso qui la temperatura comunque è costante, eh? Ah, perché si illumina. Sì, la temperatura è quella. Mhm. Però se l'avevi azzerata, l'ha azzerata... Sì, dovrebbe rimanere... Quello sì, quello lì è il punto zero, quindi si sta aumentando la temperatura. Sì. Puoi toccare l'antenna, per favore? Lo strumento là com'è?
C'è la parte dei 350 metri, cioè non è proprio 350 perché è a fine scala, però sarà da 280 a 350 che è molto alto, frequenza molto elevata. Ecco, infatti. No, giusto per capire anche Adesso, temperatura calda e quella frequenza lì. ciao, allora, se vediamo a livello strutturale, molecole e quant'altro, più aumenti la frequenza, più si scalda, perché sono i vari atomi che Quindi adesso iniziano se dovesse suonare, che significa un aumento sì, significativo, fanno calore. Più loro si muovono, più calore c'è. quello dovrebbe in qualche modo aumentare ancora di più, giusto? Sì, lo strumento che è qui davanti a voi non misura la temperatura, quindi non c'entra nulla, però le cose sono un po' correlate perché è a meno 70. Ma sta salendo ancora o perché non vedo? C'è qualche spirito qua, per esempio la persona anziana che camminava con la schiena ricurva, abitava in questa casa? Ne hai mosso te? Cosa? No, io Sento so. uno stocco. Sì, anch'io ho sentito un rumore, ma ma di qua non so se era la porta col caldo. Qui purtroppo la casa è fatta praticamente, a parte i muri divisori, ma è fatta tutta di legno, quindi scricchiolì all'ordine del giorno con queste temperature molto calde. Però adesso stiamo a vedere se magari ci può essere qualche riscontro un po' più. Se eravate voi, potete rifarlo? Per favore? Però succede sempre quando si parla di questa signora o signore con ricurvo, con la gobba, comunque è una figura anziana, presumo. E succede sempre qualcosina, magari la temperatura, adesso il rumore. Che magari voglia farsi sentire. Cioè, qui a parte le due della bambina e di questa ombra ricurva, si sentiva solamente, abbiamo sempre sentito credenze, sedie, voci. Magari qualcuno che abitava qua illo tempore. Sì, so che poi il fratello, quando aveva visto la bambina, ci raccontava oggi, che aveva chiesto alla mamma se qui aveva vissuto una bambina o comunque se era morta una bambina. La mamma si ricordava però forse che tanti anni fa, perché su queste case qui, essendo le case dei braccianti, delle ville qui che c'è sulla riviera del Brenta, ogni stanza c'era una famiglia quindi qui c'erano 4 famiglie che abitavano e mi sembra di ricordare nel tempo che c'era un po' sta storia che fosse morta una bambina, però non sa se era morta qui o da qualche altra parte. Però lei diceva che sta storia alleggiava un po' qui nella zona, che questa bambina è morta, però non era una bambina come aveva visto il fratello, perché lui dice di averla vista con un vestito con i sbuffi quindi nobile. Qui c'erano braccianti, quindi di nobili non c'era nulla. magari una camicia da notte bianca. Può essere, magari lui l'ha vista così perché comunque penso che non sia stato facile rimanere un po' impassibili su quello che ha visto, e lui dice di averla vista. Dopo, per carità, nessuno di noi 3 c'era, quindi non possiamo, siamo qui apposta per vedere se qualcuno vuole parlare con noi, parlare o comunque fare un rumore. Ripeto, se volete fare un rumore. Quindi la bambina non è più qui?
C'è ancora il signore o la signora ricurva con la schiena. Temperatura. Secondo me era un signore. Signore, può essere. Quello che vedete è una farfallina, una falena che c'è in mezzo alla campagna. Riuscite a fare suonare lo strumento che ha la luce rossa? Suona se vi avvicinate oppure se in qualche modo fate aumentare o diminuire fortemente la temperatura. Potete farlo per piacere. Vi sta mettendo la temperatura, però quello lì è abbastanza stabile. Sedetevi a capotavola. Giocavate a carte in questa cucina? Là com'è? Diciamo che non ha fatto la stessa cosa di prima. Cioè non è salita. Frequenza, quella parte alta di frequenza non è salita.